Oggi è importante parlare di benessere diffuso, soprattutto vista anche l'epidemiologia che porta ad avere sempre più anziani nella nostra realtà. Il benessere naturalmente nasce anche dal prendersi cura di loro e loro che prendono cura di noi, nel senso che quanto prevede anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un intervento per un invecchiamento attivo, dove l'anziano non è più solo il destinatario, ma diventa l'attore per sé, ma anche per altri nella comunità. Su questo diventa molto importante quello che possiamo fare nella cura della persona a livello personale, quindi come vivere a lungo con successo, che è anche il titolo di un mio libro, e poi quanto invece possiamo vivere nella reciprocità questo rapporto, essendo uno il sostegno dell'altro, perché la nostra vita dipende dalle relazioni e dalla qualità delle relazioni che noi mettiamo in atto. È un nuovo paradigma, come sta nel sottotitolo di altri due miei lavori, due libri, da poco pubblicati, sta uscendo anche il terzo, proprio col titolo Cura e reciprocità, un nuovo paradigma per il futuro. Questo paradigma nuovo è dato proprio dal capire che non basta che noi ci prendiamo cura in maniera assistenziale dell'altro, ma dobbiamo creare quello che oggi viene definito un welfare generativo, cioè un qualcosa che io ti aiuto, ma per quanto puoi, aiutati e aiutaci. E questo è un slogan importante perché anche da geriatra vi posso dire come studi clinici internazionali e pubblicati su riviste scientifiche di fama dicono come il mantenersi attivo aumenta la salute dell'individuo e soprattutto la sua cognitività, cioè la capacità di restare lucido fino alla fine, di poter essere anche psicologicamente meno depresso, per esempio, avere meno fenomeni di malattie neurologiche come la demenza, eccetera, e a volte anche su tante altre patologie più sistemiche come può essere lo scompenso cardiaco, il diabete, il Parkinson, eccetera. Per cui non è un invecchiamento che fa bene alla società solo perché non genera nuovi pazienti, diciamo nuovi malati, ma anche perché la stessa persona resta veramente in un benessere generale che lo spinge a essere sempre più una fonte per se stesso e per gli altri di felicità. Conosco da tempo questa struttura che ha ospitato anche i miei genitori ed è una struttura che io reputo veramente all'avanguardia. Conoscevo bene anche il fondatore Ferro che ha avuto appunto questa idea, insieme con tanti altri naturalmente, di creare questa struttura che è una struttura integrata e che visitammo a suo tempo anche con la responsabile dell'Agenas nazionale e la classificò fra le prime strutture in Europa per la qualità e per la capacità di dare risposta a più bisogni attraverso un unico sito. La cosa bella è appunto che sia il lato, diciamo, fisico, psicologico, la socialità che si vive, ma anche la parte esistenziale e spirituale qui viene presa in cura e questo dà veramente una qualità diversa sia per chi è ospite e anche spesso per chi diventa in qualche modo frequentatore di questa struttura perché magari è il figlio o è il parente, è il caregiver che in qualche modo porta cura a queste persone.